che il gioco mostrato nel secondo tempo lascia anche dei rimpianti, però anche il Pineto ha costruito delle buone occasioni. Ma il Pineto, quello che ricordo io, le occasioni ha avute su palle inattive. Poi non ricordo situazioni dove ci hanno messo in difficoltà, diciamo, durante la partita. Hanno fatto una partita di grande intensità sicuramente, su questo va detto. Noi da parte nostra forse abbiamo fatto, giocavamo subito la palla fuori e prendevamo la pressione, non siamo stati, insomma, non riuscivamo a trovare traiettorie dentro per muovere qualcosa, perché poi la partita era una partita uno contro uno e quindi dovevamo creare qualcosina, cercare qualche linea di passaggio dentro, e invece era, diciamo, un possesso un po' sterile, perché poi finiva sul quinto fuori, e lì a quel punto prendevamo la pressione del Pineto. Poi il secondo tempo secondo me c'è stata anche una grande reazione di carattere, di voglia, quindi le risposte di chi ha giocato secondo me sono positive. E come ripeto, ogni partita è difficile, perché squadre così sono fastidiose, perché ripeto, giocato con grande intensità, sono stati anche bravi a spezzare il ritmo, diciamo, sotto questo punto di vista forse ci poteva essere una gestione migliore da parte dell'arbitro, però ripeto, i ragazzi hanno dato tutto, hanno mostrato grande prova di carattere e andiamo avanti. Mister, se vogliamo trovare un qualcosa dove crescere, arrivate tanto al limite dell'aria, però vi manca, non so se è cinismo, non so come definirla, però quella cattiveria per trasformare poi in gol le tante quasi azioni che create. Sì, anche il primo tempo secondo me c'è state 2 o 3 situazioni che con un passaggio, una lettura diversa andavamo in porta. Sì. Chiaramente poi ci sono ragazzi, insomma, che si devono relazionare ancora con noi, che sono arrivati da poco, però hanno fatto, ripeto, le risposte sono state positive di chi ha giocato. Le chiedo, si è fatto male Brentham, come sta? Sembrava una cosa muscolare importante. È l'ennesimo infortunio, è solo sfortuna o magari qualcosa si è sbagliato? Nel calcio non c'è un'assoluta risposta o verità. Il nostro modo di lavorare, bene o male, è quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, quindi sicuramente faremo una riflessione, vedremo un attimino, però tra l'altro è un ragazzo come posso dire, era quello che recupera meglio, che quindi proprio ieri ho detto: ma ce la fai a fare un'altra partita? Ho detto sì, mi sono recuperato benissimo. Poi tante volte il caso vuole che dopo 2 minuti, però insomma sicuramente faremo il punto della situazione. La provoco ulteriormente, perché poi guardando il calendario avete accettato in qualche modo, c'è stato definito il recupero col Milan Futuro. Non abbiamo accettato, noi abbiamo accettato. Nel senso, c'è stato il recupero col Milan Futuro, forse quello è la partita che vi ha creato più problemi. Sicuramente, certo, perché poi c'è da gestire un'altra, 2 partite ravvicinate. Purtroppo che poi giocare dopo 48 ore, perché abbiamo giocato mercoledì, quindi neanche a dire che ci hanno dato un giorno in più di recupero, però andiamo avanti, pensiamo a martedì e cercheremo di migliorare dove c'è da migliorare. Basta. Previsione per Sestri Levante, come ci arriverete? Non ci adottati più del solito? Non c'è qualche recupero? Vediamo. Penso più a Gubbio. Cercheremo di recuperare qualcuno per Gubbio, vediamo per Sestri, ma non credo. 2 curiosità. Una, Sì. qual è la condizione di Giurico? No? Questo problema non state riuscendo a utilizzato solo nella ripresa, 2 partite fa a Campobasso. Come sta? Quando si potrà, secondo lei, Stiamo lavorando per Gubbio. Okay. Lui, Varela, Antonelli, insomma, speriamo di averli almeno a Gubbio, insomma. Poi invece l'altra è, magari domani scappa un po' via davanti, come si può essere bravi a non guardare la classifica ora che si inizia il campionato? No, vabbè, ma dopo 5 giornate, insomma. Perché le pressioni ci saranno ovviamente, no? Sì, vabbè, ormai siamo abituati, no? Voglio dire, noi dobbiamo pensare a fare il nostro, a lavorare, a migliorare dove c'è da migliorare, cercando di recuperare un po' tutti per avere ancora più scelta. Poi il campionato è talmente lungo che, voglio dire, c'è tempo e modo per fare tutto. Mister,
Partita strana, sporca, negli episodi avete fatto anche molto bene, nei piazzati, anche su qualche episodio particolare nelle ripartenze. Alla fine è un pari che vi accontenta, come lo giudicate? Ma credo che alla fine il pareggio sia anche il risultato giusto, viste la forza in campo di entrambe le squadre. Forse la Torres ha sfruttato qualche situazione in più con le verticalizzazioni, con l'attacco a profondità, dove loro sono molto avidi. Però devo dire che poi la mia squadra ha ribattuto anche spesso colpo su colpo, quindi siamo andati in vantaggio, potevamo fare qualcosina di meglio in qualche transizione, però devo dire che poi alla fine la squadra ha saputo lottare contro una squadra che è ben collaudata, al di là che oggi ha cambiato 4-5 interpreti dall'inizio, però devo dire che è una squadra che è collaudata, una squadra che ha una mentalità ben precisa, quindi noi dovevamo fare un'ottima partita, siamo riusciti, abbiamo portato fuori un punto. Se non commettavamo qualche piccolo errore di concentrazione potevamo evitare anche il gol, secondo me, però alla fine credo che sia il risultato giusto. Alla fine un primo bilancio, comunque un ottimo inizio di stagione per il Pineto visto i risultati. Abbiamo fatto, se non sbaglio, 6 punti, una vittoria, 3 pareggi, una sconfitta, sì. Potevamo fare qualcosina in più in qualche partita, vedi Sestri, forse potevamo raccogliere qualcosina in più. Per il resto abbiamo incontrato anche buone squadre. Ci lascia un po' rammarico in bocca aver perso domenica scorsa con un risultato netto a Terni, però devo dire che poi il campionato è questo e quindi di domenica in domenica si incontrano sempre situazioni dove c'è da tirar fuori il massimo. Oggi era una di queste, sapevamo che la Torres veniva fuori da un periodo, da una partita in casa col Milan, un recupero non con risultato pieno, quindi voleva riscatto in casa. Noi siamo fatti trovare pronti, sono molto contento della reazione dei ragazzi. Ti chiedo un parere sulla Torres e in generale invece su questo campionato che sembra molto livellato, molto difficile anche da prevedere. Ma la Torres, ho detto, al di là delle assenze, ha una mentalità ben precisa, ha delle caratteristiche individuali molto importanti sui quarti di centrocampo. Oggi mancava Varela che davanti credo sia un valore aggiunto in questa squadra, quindi devo dire che ha tutte le carte in regola per poter fare un campionato di vertice e confermare quello che di buono ha fatto l'anno scorso. Il campionato è ancora presto per delineare, però devo dire che bisogna stare molto attenti perché si può fare risultato con tutte, si può perdere con tutte, quindi un campionato di domenica in domenica o di partita in partita c'è da raccogliere il massimo. Noi dobbiamo ancora entrare nel vivo e nel nostro potenziale, secondo me possiamo fare molto meglio. Però è una squadra che ha cambiato mentalità quest'anno, ha cambiato qualche interprete, quindi qualcosa dobbiamo ancora perfezionare, però sono contento di questo avvio di campionato perché è una squadra, è un gruppo che ha voglia di mettersi in gioco, è un gruppo che non ci sta a perdere e oggi credo abbia dimostrato. Manuel, gol importante per un pari che magari vi sta anche stretto per come avete giocato nel secondo tempo, però vi siete accesi un po' in ritardo. Sì, sicuramente il primo tempo potevamo fare meglio, abbiamo fatto fatica ad entrare in partita, abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi giusti tra le linee e abbiamo creato poco. Abbiamo preso un gol su punizione e dopo quel gol loro sono abbassati ancora di più, hanno cercato di giocare ancora più in contropiede e noi abbiamo cercato di riprenderla. Poi nel secondo tempo secondo me c'è stata una buona reazione e si è visto una squadra che voleva a tutti i costi vincere la partita, non solo pareggiarla e abbiamo fatto molto meglio. Infine hai avuto anche la grande occasione per provarla anche a vincere. Sì, mi è arrivata questa palla lunga, l'ho stoppata subito con l'intenzione, volevo calciarla sul secondo malo e magari sperando anche una deviazione dei nostri. Peccato che non l'ho presa benissimo, però direi che ripartiamo comunque dal secondo tempo, dalla nostra reazione. Abbiamo fatto 5 partite, non abbiamo ancora perso una partita e siamo sempre lì davanti, quindi secondo me è importante partire dal secondo tempo. E poi è anche un po' cambiato, no, l'attacco, con Nanni in prima punta, tu stavi agendo quasi da esterno, poi hai di nuovo ricambiato.
com'è per te, diciamo, dare questa utilità? Lo puoi fare, lo hai già fatto anche in carriera? Sì, l'ho fatto già tante volte, posso farlo anche in questo sistema di gioco, magari sono un trequartista diverso da Gigi, da Pato, da Varela, quindi sono uno che cerca più il centro dell'attacco, di fraseggiare più in mezzo, non sono uno che va sulle fasce, però secondo me posso farlo tranquillamente. Diciamo poi con tutte queste partite ravvicinate è normale che uno vede un tridente diverso ogni partita, però abbiamo la rosa ampia e abbiamo fatto vedere che abbiamo tante possibilità di giocare davanti e adesso tocca a noi a sfruttare le nostre abilità. Ecco, hai detto non siete imbattuti, però di fatto anche se siete molto in avanti, domani per esempio ci potrebbe essere anche l'opportunità di una prima mini fuga in avanti. Come si legge la classifica quando devi inseguire? Non è che dobbiamo stravincere il campionato, quindi la nostra idea è quella di fare un campionato al vertice e lo stiamo facendo. Ovviamente era bello vincere oggi e continuare a stare proprio lì davanti, però siamo sempre lì dietro e le squadre ormai ci conoscono anche, ci temono, vediamo tante squadre che vengono a Sassari e cercano prima di difendere anche il pareggio, quindi secondo me è un campionato ancora più difficile dell'anno scorso, però abbiamo le qualità per giocarcela con tutti e vediamo cosa esce fuori. Sì, l'ultima, una curiosità, oggi è tornato a giocare Diakité, è un avversario compagno, no? In allenamento, è bello per rivedere il campo. Sì, assolutamente, lo stavamo aspettando, finalmente è tornato e sono sicuro che ci possa dare una grande mano. L'Olbia alla ricerca della prima vittoria stagionale il Guidonia per continuare la striscia positiva dallo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Buon pomeriggio amici di Directa Sport, è la terza giornata del campionato di Serie D del girone G e Olbia Guidonia. Un saluto da Marco Salvatore Carboni. Spinosa al centro, colpo di testa, palla fuori, non di molto, la prima occasione del Guidonia. Cali non serve benissimo Spinosa. Allora Arboleda a cercare Furtado che protegge molto bene. Ancora Furtado a cercare Costanzo. Bella la palla del numero 11. Costanzo in aria, finta, poi attenzione, cade a terra, non c'è niente per l'arbitro, si può continuare. Dubbio, molto dubbio questo intervento del difensore del Guidonia. Con 7 gol e 6 assist in 14 presenze. Intanto c'è Cali dall'altra parte per il Guidonia, palla al centro, c'è solo, poi il colpo di testa di Enrico, tutto solo, palla fuori, occasionissima ora per il Guidonia, a un passo dal vantaggio. Buono, Spinosa, 1-2 con Guerriero, mette al centro, c'è poi, attenzione, Rossi e il salvataggio di Di Chiara, ancora Guidonia, ancora vicino all'1-0, grande parata qui di Di Chiara. Guerriero, poi c'è Spinosa dal limite, provato Spinosa questa volta, palla alta, non di molto, ancora Guidonia che crea e che prova. Furtado che lotta, ma la meglio il Guidonia con Cali, può andare sul limite del fuorigioco, posizione regolare, va Cali, può andare il numero 9, punta Gonzales, va in area di rigore il numero 9, poi si perde, allora trova Rossi, prova da lontanissimo in due tempi. Di Chiara la fa sua, pallone insidioso, non pericoloso ma stava per ingannare Di Chiara che in due tempi la fa sua. Si di testa, poi c'è grande intervento di Janowski che recupera una grandissima palla, poi sbaglia per il passaggio, attenzione però c'è Furtado, prova il mancino al lato per l'Olbia che può provare ad attaccare.
una delle ultime azioni del match. Poi la palla resta a Costanzo, che viene anticipato, e poi con le mani Mastrangelo non benissimo, perché sulla linea il numero 10, forte al centro, Gonzalez di testa, la parata di Mastrangelo mostruosa sul colpo di testa di Gonzalez. L'Olbia vicinissimo al vantaggio. A detreggiare, allora c'è De Grazia, va al numero 10, De Grazia mette la bella al centro per Costanzo, che non la trova per millimetri, non trova il pallone. Costanzo stava per girare di testa, palla troppo alta, grande però palla di De Grazia, cerca il compagno. Olbia ancora in avanti, non trova nessuno, ora De Grazia si fa vedere in avanti, c'è Costanzo, 1-2 con il numero 10, De Grazia prova, Mastrangelo, ora l'Olbia che crea. Va ancora poi Succi, area di rigore Succi, la mette per Cali, eccolo qui il gol di Cali, 1-0 Guidonia, si sblocca il match nei minuti di recupero nel finale, il Guidonia passa 1-0, la beffa al 93esimo con Cali, incredibile all'Espoli, 1-0. Amarezza dei giocatori ma soprattutto del pubblico olbiese, ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio di Danilo, il Guidonia batte l'Olbia 1-0 nei minuti finali, la decide Cali.
mister Antonio Carta, una brutta sconfitta per il COS contro l'Anzio, un primo tempo che avete sostanzialmente dominato, non siete stati cinici, poi siete stati di fatto beffati da una squadra in inferiorità numerica. Sì, abbiamo completamente toppato il secondo tempo, secondo me abbiamo giocato a bassi ritmi, non siamo mai riusciti ad accelerare, a muovere la palla con velocità, che era quello che bisognava fare per cercare di sfruttare l'uomo in più. Invece, tenendo bassi ritmi, loro si sono difesi bene, hanno fatto una gran partita a livello difensivo, nel senso che comunque sono stati sempre ordinati, hanno chiuso tutte le vie centrali. Noi per contro non siamo riusciti mai ad impensierirli, se non con qualche palla che abbiamo buttato così dentro l'area di rigore. Un peccato, perché poi abbiamo pure concesso l'occasione del raddoppio, che era l'unica cosa che bisognava cercare di evitare, concedere punizioni gratuite, che erano le occasioni in cui si azzerava quella che è la superiorità numerica, e infatti nell'unica occasione che gli abbiamo dato al secondo tempo su palla inattiva siamo stati puniti. Ecco, quanto ha influito l'infortunio di Piredda più o meno alla mezz'ora di gioco? In quel momento l'ex Carbone stava dominando a centrocampo, forse vi è mancato quello, perché aver arretrato l'Adu vi ha tolto un po' di pericolosità lì davanti. Sì, perché poi con Pietro, che ha interpretato secondo me molto bene la situazione, giocando fra le linee, dove si trovava sempre solo a giocare la palla, e poi con la sua capacità di lettura stava cercando proprio di dettare i ritmi delle giocate lì davanti. Infatti sulla fascia sinistra siamo stati pericolosi in diverse occasioni con Antonio Loi e Morlando, che al primo tempo veramente potevano sbloccare la partita, probabilmente con qualche giocata più in profondità, con il 2 contro 1 che si creava sempre, perché praticamente il loro quinto non si abbassava mai a seguire Morlando, per cui c'era l'opportunità di farli male. Invece non siamo stati capaci, tenendo malgrado il pallino del gioco durante il primo tempo. Quello che abbiamo sbagliato secondo me è l'approccio al secondo tempo, dove probabilmente eravamo troppo convinti di poter sfruttare questo uomo in più, però come ho detto prima, se non alzi il ritmo, se non muovi la palla a 2 tocchi, l'uomo in più lo perdi, perché loro hanno comunque arretrato il baricentro, si sono messi tutti dietro la linea della palla, lasciando soltanto questo ragazzo davanti, che ci ha pure impensierito qualche volta nelle ripartenze, perché è dotato di grande velocità, e una volta si è presentato anche solo di fronte a Sasha, per fortuna in una posizione decentrata, e ha calciato sopra il portiere. Di contro noi non siamo mai stati capaci, secondo me, di sfruttare neanche quelle che sono le potenzialità che abbiamo nel tiro da fuori, perché De Montis non ha mai provato a calciare, Pietro Ladu non è mai riuscito ad incidere da fuori aria. Un peccato, perché secondo me c'era l'opportunità di trovare questa soluzione da fuori aria, visto che loro pensavano solo a mettere uomini davanti alla linea della porta. Una nota particolare la voglio spezzare per Boi, che è entrato gli ultimi 10 minuti ed era quello che bisognava cercare di fare, andare sull'1 contro 1 sulle fasce. Lui è andato una volta, peccato che l'inesperienza l'ha portato tra virgolette a strafare, nel senso che è stato toccato, probabilmente c'era pure l'opportunità di usufruire di un calcio di rigore. Lui invece con la sua generosità ha cercato di mettere la palla dentro invece che cadere a terra, ma questi sono gli errori, gli sbagli che si pecca perché si è giovani e si è inesperti. Peccato, perché dopo la partita che abbiamo fatto a Uri, dove tatticamente eravamo stati perfetti, non concedendo niente all'avversario, oggi probabilmente ci aspettavamo qualcos'altro. Abbiamo dovuto fare a meno di qualche defezione dell'ultima ora, perché giovedì è saltato Sulis in allenamento, agli ultimi minuti dell'allenamento ha avuto un risentimento muscolare, quindi oggi non abbiamo potuto sfruttarlo. Piredda non era al meglio, infatti ha giocato solo per mezz'ora. Però queste non vogliono essere scusanti, perché noi abbiamo giocato 11 contro 10 e probabilmente la colpa della sconfitta è tutta nostra. Dobbiamo guardarci in faccia dentro gli spogliatoi adesso e cercare di capire che cosa è successo, perché al di là degli infortuni, al di là delle assenze, 11 contro 11 abbiamo giocato, addirittura abbiamo giocato 11 contro 10 per quasi un'ora di partita, non siamo mai stati capaci di far valere l'uomo in più. È un rimprovero che ci facciamo, perché probabilmente visto anche la maturità della squadra, gli uomini che abbiamo in campo, probabilmente avremmo dovuto sfruttare al meglio questa condizione.
Gabriele Setti, tecnico del Latte Dolce, cosa ha da rimproverare ai suoi ragazzi? Da rimproverare niente, se non appunto aver concesso 2 ripartenze nelle occasioni dei 2 gol, quella su calcio piazzato e su punizione non la considero perché è stata una distrazione purtroppo dei ragazzi in barriera. A parte le 2 ripartenze dove ci sono stati gli altri 2 gol, poi penso che il predominio territoriale sia stato completamente nostro, soprattutto al secondo tempo abbiamo creato tanto, abbiamo avuto diverse occasioni da gol, purtroppo ci sono quelle giornate che nascono così, potevamo stare qua 2 ore a tirare in porta, non sarebbe mai entrata la palla. Andiamo a vedere il nostro portiere, forse è rimasto inoperoso tutta la partita, però va bene così, cioè non va bene così per il risultato, ci metteremo sotto per cercare di evitare anche quelle 2 palle da gol agli avversari.
mister Cotroneo, per la seconda domenica consecutiva l'Ilva raccoglie consensi, applausi, ma non raccoglie punti. C'è un po' di rammarico per questa cosa? Un po' tanto rammarico, perché è vero che tu crei molto, giochi come vuoi tu, tutto quanto, però è pure detto che le partite non le devi perdere, perché non è detto che se sbagli gol poi hai la scusante che devi essere distratto in area o prendere un gol come l'abbiamo preso noi oggi. Il primo regalo nostro, il secondo confezionato un altro regalo, quindi dispiace perché poi i ragazzi si demoralizzano, ma questo fa parte del gioco. Oggi sinceramente sono un po' più arrabbiato perché non c'è stata un'attenzione dove doveva esserci per forza, perché è una partita che è finita al 96esimo, non posso vedere giocatori che sono distratti o già stavano pensando che la partita fosse finita, tutto qui. Forse hanno inciso le troppe interruzioni, però mister, c'è da dire che lei dopo il gol del Savoia ha cambiato la partita, è passato con la difesa a 4 e praticamente da quel momento l'Ilva ha giocato, ha creato e ha rischiato di andare più volte in gol. Ha trovato un gol con Blažević, ma poi nel secondo tempo 2 clamorose occasioni non sfruttate. Ma 2, io ne ho contate un po' di più, nei primi 12 minuti abbiamo il nostro Tapparella ha tirato in porta, se non sbaglio, 4 volte consecutive, quindi abbiamo creato molto. Mi dispiace perché purtroppo questo è il calcio, se tu non sei cattivo nella fase offensiva almeno un'attenzione maggiore nella fase difensiva, e questo è il più grande rammarico, è questo, non aver perso la partita, perché a sto gioco ci può stare, perché il Savoia è una grande squadra, grande pubblico, l'ha tenuto in vita fino all'ultimo, quindi oggi probabilmente se non c'era il Savoia avremmo vinto la partita se fosse stato un altro tipo di squadra, perché un pubblico del genere ti fa correre fino al 1000° minuto, però queste disattenzioni non possono capitare, una squadra come noi assolutamente. Però mister, il gioco c'è? I giocatori pure, l'allenatore pure, perché le scelte comunque sono state azzeccate, sono stati gli episodi che l'hanno condannata, alla fine l'Ilva Maddalena sarà protagonista in questo campionato. Ma purtroppo il problema è questo, che per essere protagonisti bisogna fare i risultati, il gioco bello, tutto quello che dite voi fa piacere assolutamente, ma questo gioco bisogna fare i punti, e a volte l'anno scorso eravamo un po' criticati perché non eravamo bellissimi, e però vincevamo sempre. Quest'anno siamo tutti belli, però non vinciamo, quindi bisogna essere un pochino più brutti e portare a casa qualche punto. Brutti, sporchi e cattivi? Assolutamente sì. Grazie mister. A voi, Pallone dentro l'area di rigore con il tocco sotto che vale il gol del vantaggio della formazione di casa. Grandissimo lancio verso l'area di rigore dell'Atletico Uri e poi soprattutto grandissima l'esecuzione per cogliere impreparato il numero 1 Cherchi. 1-0 per il Cinsalbalonga. Il numero 8 Melis. Comunque rimangono vicini alla zona della lunetta. Arriva il traversone, colpo di testa, pareggio dell'Atletico Uri, da calcio d'angolo è arrivato sugli sviluppi del corner, il colpo di testa vincente De Mercus, che adesso però si rende conto di avere il raddoppio di fronte a sé, scivola il giocatore del Cinsalbalonga, ancora Atletico Uri con lo stop e il sinistro che parte dal piede del numero 3 Pisano, pallone però al lato. Assiste ancora il Cinsalbalonga con anche il capitano Benzaglia che arriva da quelle parti, pensa a sistemarsela con il destro, Benzaglia, e in tribuna già si esultava, il pallone però è uscito, che conclusione del capitano, sì, rimane 1-1. Rinaldini se la porta sul destro, parte quello che è un tiro, lo aspetta là però Cherchi, sembrava essere più un cross inizialmente nelle intenzioni del 20, poi palla che è andata velocemente dalle parti del numero 1 dell'Atletico Uri. Però l'Atletico Uri ruggisce sulle caviglie dell'avversario sul pallone e in questo caso lo fa il Cinsalbalonga con il capitano che scarica sul lato di destra, cerca il traversone e poi la coordinazione di D'Angelo che si accartoccia su se stesso ma non trova il modo di far male a Cherchi. Il 20 che se la porta sul destro, vuole trovare lo spazio per fare tutto da solo, glielo nega l'Atletico Uri, poi più dietro Pasqualoni, il controllo e il tiro del 2, palla che non termina così lontano dal palo alla destra di Cherchi. Praticamente nessuno fuori dalla lunetta, 10 giocatori di movimento tutti nell'area dell'Atletico Uri e non è un caso che si arrivi vicinissimo al gol del 2-1, si torna anche dalla bandierina. Pallone colpito con il destro, secondo pallo, colpo di testa a metterla dall'altra parte e poi quasi sulla linea il salvataggio del Cinsalbalonga che allontana l'area, D'Angelo deve completare il lavoro e ci riesce.
su quello di destra, quella sfera che viene stoppata, attenzione, uomo a terra, non c'è nulla, lo fa capire a grandi gesti il direttore di gara con le proteste che proseguono, ma soprattutto c'è il contropiede, pallone che viene tenuto dal numero 10 De Cenco, anzi De Mercus, che poi va a terra e viene ammonito. Ciccioni con il diretto avversario. Ora da quelle parti anche D'Angelo, si è liberato Ciccioni, la palla è da quelle parti spizzata all'indietro, il gol del nuovo vantaggio di Rinaldini, lo avevamo detto al primo tempo, stava crescendo, che permettono al numero 7 della formazione in casacca nera di uscire palla al piede, occhio alla corsa dell'8 della formazione sarda che difende il pallone, imbucata, perfetta per la girata col mancino, come perfetta è l'uscita del numero 1 Boschi. Saglia il numero 5 Riola da quelle parti. Corner battuto corto, Bensaia, palla che arriva all'altezza del dischetto, se la porta avanti il numero 3 che calcia, trova il gol che però non viene praticamente neanche annullato perché il fischio è arrivato qualche istante prima. Dentro l'area, pallone che viene allontanato, poi occhio a questa gamba molto alta di Rinaldini che si prende il rosso diretto di Rinaldini, Cinzia Albalonga costretta a giocare il finale in 10. O Attili con il destro o soluzione mancina. C'è anche il coccodrillo con Riola distesa a terra. Alla fine calcio Attili, la palla si abbassa ma non lo fa in tempo. Il Cinzia Albalonga, altro giallo ed è il secondo. È espulso il numero 2 Pasqualoni. Ultimissimi istanti, anzi si tratta del capitano di Bensaia, ultimissimi istanti in 9 per il Cinzia Albalonga. Melis con la sua rincorsa, va con il destro Melis, la palla si abbassa, traversa, colpita da Melis dopo l'intervento di Boschi che realizza una grandissima parata, poi pallone girato sul fondo e c'era anche fuori gioco. Che cosa ha preso Boschi? Spedito verso la lunetta, triplice fischio, il Cinzia Albalonga si porta a casa i primi 3 punti del suo campionato abbandonando l'ultima piazza della classifica.